Sabato 30 giugno siamo stati all'inaugurazione del nuovo monumento al Parco Benjamin di San Donà di Piave, una statua ideata dal famoso scultore Carlo Giacomel. Vediamo il servizio. Un nuovo monumento al Parco Benjamin, costruito dallo scultore Carlo Giacomel. Inaugurato sabato 30 giugno a San Donà di Piave, in materiale acciaio, rappresenta Beniamino, colui al quale è stato dedicato il parco, accompagnato dal suo amatissimo cane. Beniamino è l'uomo che ha ideato la ristrutturazione del parco, colui che gli ha dato una forma e lo ha reso un luogo di interesse. Il parco, un'area verde che si stende su una superficie di 25.000 metri quadri, oltre ad essere spazio di ritrovo e un ambiente del tutto naturale, possiede al suo interno una zona dedicata ai servizi delle attività sociali e delle associazioni, le quali si riuniscono molto spesso nell'edificio centrale. Il parco è inoltre sede di attività ricreative, raduni e feste, oltre ad essere un semplice luogo di passeggio. La statua inaugurata lo scorso 30 giugno è andata a sostituire quella presente in precedenza, frutto del lavoro dello stesso maestro Carlo Giacomel, purtroppo distrutta qualche mese fa a causa di alcuni atti di vandalismo, una statua che rappresentava il simbolo del Parco Benjamin. Posto fra le vie Girardi, Forlanini, Brusade, Bastianetto e Ca Boldù di San Donà di Piave, il terreno era rimasto inutilizzato e diventato inaccessibile, poiché rovinato, ma nell'anno 1996 è nato un nuovo parco, ora diventato luogo ricreativo per bambini, famiglie, giovani ed anziani. Presenti all'inaugurazione della statua anche molte autorità locali, tra cui l'assessore ai grandi eventi Alberto Gobbo, il quale ha calorosamente ringraziato lo scultore Carlo Giacomel per il suo gentile dono.